Stefano Busolin, costituita allora ufficialmente questa rete d'impresa, in concreto cosa vi proponete? La rete d'impresa è un'opportunità per tutto il territorio per mettere insieme appunto le utilities, le 8 utilities trevigiane, ma andremo anche fuori provincia e molto probabilmente anche fuori Veneto. Cosa significa? Significa che porteremo nel territorio finanziamenti da parte di Bruxelles, da Roma, da Venezia, che ci serviranno a fare cosa? A rendere più comoda la vita dei trevigiani, a far risparmiare i trevigiani, a far risparmiare i veneti. Questo è l'obiettivo della rete d'impresa. Finanziamenti che altrimenti non avreste potuto ottenere, a cui non avreste potuto accedere proprio per le dimensioni anche delle singole aziende? Guardi, la Comunità Europea indica ai territori la necessità di fare le cose assieme. Noi abbiamo seguito le indicazioni della Comunità Europea. È un passaggio storico. È la prima volta in Italia che si costituisce una rete di impresa fatta da utilities che erogano servizi diversi e quindi partiamo da questo punto nel rispetto della legge 33 del 2009 per proporre poi a Bruxelles e ai soggetti che ho citato prima per proporre a questi progetti innovativi. I progetti innovativi ci permetteranno di cambiare anche sul territorio le opportunità, dare nuovi servizi e possibilmente facendo risparmiare i cittadini. Avete individuato in particolare 3 ambiti su cui concentrare questi progetti? Sì, l'ambito tecnologico, quindi le piattaforme, lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche, la mobilità elettrica, quindi dalle auto alle colonnine elettriche, e il retrofitting, che significa semplicemente efficientamento energetico. Questa è la direzione che indica la Comunità Europea, ci siamo adeguati, lo faremo assieme e speriamo presto di portare a casa dei risultati. Percorso non semplice, a cui lavorate da tempo. È un percorso non semplice, è iniziato 2 anni fa, è un passaggio culturale storico per la nostra terra. Siamo bravi a fare le cose da soli, ma il detto da soli si fa prima, ma assieme si fa più strada. Abbiamo seguito le indicazioni della Comunità Europea che ci dice proprio questo: rappresentate il vostro territorio, non muovetevi più da soli. La rete d'impresa, la denominazione TUN significa esattamente questo. Siamo in grado di erogare servizi migliori, probabilmente saremo in grado anche di creare nuove occasioni di lavoro, questo perché andiamo ad indagare, a sondare ambiti nuovi, diversi, e ci sarà bisogno anche di specificità e di professionalità nuove. Una rete aperta però, anzi auspicate che entrino anche altri soggetti. Sì, noi l'abbiamo definita rete inclusiva. A breve entreranno altri soggetti dalla provincia di Venezia, dalla provincia di Pordenone, da Belluno stesso, quindi è una rete inclusiva. Abbiamo la necessità di fare massa, di includere altre utilities e ci auguriamo che dal Veneto, da altre parti del Veneto, arrivino altre dimostrazioni di interesse.